Presidente, inaugurato oggi il nuovo centro di salute mentale Alto Isontino, un'opera molto attesa. Intanto si tratta di un'opera non solo molto attesa, ma che è un pezzo importante della riforma della sanità. Abbiamo detto più volte che bisogna trasferire la sanità, la protezione sociale, la capacità di dare risposte ai nuovi bisogni sul territorio, non basta più soltanto l'ospedale. E questa è una delle risposte, credo, migliori. Io devo ringraziare intanto gli operatori, i pazienti, i familiari per i sacrifici che hanno fatto in questi anni, la pazienza che hanno avuto ad essere ospitati in un luogo sicuramente architettonicamente molto bello, ma assolutamente non funzionale. Qui si può lavorare in uno spazio funzionale, assolutamente decoroso, molto bello, anzi direi una bella ristrutturazione. Abbiamo dato una prima risposta concreta ai bisogni delle famiglie e delle persone che vengono accolte qui e ovviamente degli operatori che lavorano in quelle condizioni nelle quali devono lavorare tutti gli operatori, quindi decorosamente, con grande dignità, ma anche avere degli spazi funzionali dove possono lavorare dando le risposte che servono. E quindi questo è, ripeto, un pezzo importante della riforma. Lei ha parlato di riforma sanitaria come un cambiamento che può spaventare ma che è necessario. Diciamo il cambiamento che viene da ogni riforma porta in sé il cambiamento spesso, e non lo sottovaluto, rappresenta una preoccupazione perché non si sa che cosa comporta. Nel caso della riforma della sanità finalmente vediamo i primi risultati, abbiamo migliorato le condizioni del nostro sistema ospedaliero e adesso stiamo facendo un importante investimento sul territorio. Devo dire che vanno ringraziati anche i medici di famiglia perché davvero stanno facendo un lavoro straordinario, abbiamo attivato tutte le associazioni funzionali territoriali e adesso stiamo lavorando sui centri di assistenza primaria, quindi i cittadini vedranno davvero e toccheranno con mano questa riforma e capiranno davvero quanto sia stato importante farla.